un eliporto ed un ecocentro. Queste le opere che sono state inaugurate dall'amministrazione comunale di Selvazzano in mattinata. A 200 metri l'una dall'altra, le due nuove infrastrutture sorgono in via Galvani, nella zona industriale di Caselle, e se l'eliporto è un'assoluta novità, il nuovo ecocentro va invece a sostituire il vecchio, obsoleto e problematico sito di raccolta. L'eliporto verrà utilizzato per i servizi di emergenza sanitari e di protezione civile, mentre il nuovo ecocentro, sorvegliato, custodito e ben organizzato, aumenterà la qualità del servizio di raccolta. Sì, abbiamo questa piacere e fortuna di aver raggiunto con tanto impegno e grazie al lavoro di tante persone, dagli uffici ai collaboratori comunali, agli operai delle aziende che hanno lavorato, ai tecnici, ai progettisti, nell'ordine ovviamente non corretto ma sicuramente importante, due opere che per la città di Selvazzano Dentro sono un arricchimento del patrimonio comunale, perché un eliporto che di fatto si mette a disposizione di un COM che lo è già ma che di fatto arricchisce nelle caratteristiche di emergenza e di pronto soccorso, è sicuramente importante per questo quadrante. Contestualmente un centro di raccolta che ha una dimensione sicuramente importante per la città di Selvazzano Dentro, ma che potrà servire anche le altre comunità dei comuni vicini una volta convenzionate. È due opere che dà sicuramente una marcia in più alla nostra città, ma speriamo possa dare contestualmente un miglioramento dell'efficienza sia in termini dei servizi del centro di raccolta che avevamo già, ma anche in quel servizio di spazzamento. Per questo è un centro di raccolta che a norma, all'avanguardia, efficiente, ma che riesce per la nostra città a alloggiare anche le attrezzature e le manovre per lo spazzamento della città e quindi migliorare i tempi e le modalità per il servizio. Quindi un grande investimento, 600.000 euro credo ben spesi, e che possa dare sicuramente, si possa tradurre nei prossimi giorni in qualità di servizio, migliore qualità di servizio per i nostri cittadini. E contro i furbetti? No, noi abbiamo ricalcato in qualche episodio, per qualche giornata, situazioni dove con la polizia municipale abbiamo dovuto combattere un fenomeno che non erano tanti i nostri concittadini, ma erano persone che in qualche modo attendevano i nostri cittadini in coda quando dovevano di fatto accingersi al centro di raccolta che avevamo prima in modo non inappropriato, o meglio sul filo di lana su quello che era lo smaltimento. Il tema ambientale è davvero importante, noi abbiamo un ambiente che va tutelato e il conferimento dei nostri rifiuti ne è sicuramente il primo responsabile, quindi ho voluto dare un invito a tutti coloro che si avvicineranno a questo centro di raccolta, che non è più come prima, che ha un circuito in sicurezza e videosorvegliato e che i conferimenti o comunque a comportamenti che non sono rispettosi della legge questa volta saranno puniti secondo quanto prescrive la legge stessa. Grazie. L'ecocentro, costato circa 600.000 euro, sarà aperto sabato mattina dalle 8 alle 13. L'accesso al centro sarà consentito solo previa visione della carta d'identità, questo per evitare il nomadismo dei rifiuti, e sarà consentito solo alle utenze domestiche. Oggi inauguriamo l'Ecocentro di Selvazzano, un'opera importante che si inserisce nella rete dei 43 ecocentri presenti nel territorio gestito da EDRA. Un ringraziamento particolare va alla Regione Veneto, al Comune di Selvazzano, ma anche alle strutture tecniche di EDRA che hanno reso possibile quest'opera, un'opera che è all'avanguardia, utilizza tecnologie importanti e soprattutto tecnologie in materia di sicurezza. È un impianto questo che consente di differenziare meglio e avere quindi dei benefici in bolletta. Differenziare meglio significa riuscire a raggiungere un obiettivo importante, l'obiettivo del 76% di differenziata entro il 2020 come prevede la normativa regionale. Differenziare bene significa riuscire ad avere anche benefici in bolletta, riuscire quindi a immettere nel circuito produttivo il rifiuto e creare quindi energia, creare quindi risorsa. Swisher Channel News, Selvazzano Dentro.